Ad emergenza finita c'è la conta dei danni assieme all'assunzione di responsabilità. Enel e Terna dovranno spiegare come e perché al ministro Flavio Zanonato, che vuole capire cosa è accaduto. Il consigliere regionale Dario Bond chiede che sia accordato alle popolazioni colpite lo stop al rincaro delle bollette e la proroga dei versamenti IVA. Ma qui stiamo scherzando, noi non dobbiamo pagare le prossime bollette, dobbiamo essere esentati dal pagamento delle bollette in base ai kilowatt che abbiamo. Dobbiamo essere minimo esentati da questo, perché abbiamo avuto un danno economico rilevante. Ogni famiglia considero che abbia avuto circa 1.000 euro di danno. Sarà un conto pesante quello che verrà presentato, circa 1,5 milioni di euro solo dalle imprese funiviarie delle Dolomiti Bellunesi. È la stima fatta oggi da ANEF. Il blackout, ha detto il presidente di ANEF Renzo Minella, ha richiesto un impegno straordinario per soddisfare le aspettative della clientela. I risultati sono positivi, ma quanti danni, anche non quantificati? Si pensi a quello d'immagine, ma è stato l'isolamento l'aspetto che ha preoccupato di più. L'isolamento, cioè il fatto di non poter comunicare tra noi né tra sindaci né con la prefettura, eravamo completamente isolati e ci saremmo sinceramente aspettati che da fuori venissero su a capire insomma com'era questa situazione estremamente grave. Danno su danno, e non ci si illuda di risolvere con poco. Non vogliamo le bricioline del ricco e pulone. Vogliamo essere trattati con dignità e questo dobbiamo perseguirlo fino in fondo. Allo scopo potrebbe essere molto utile un commissario. Io penso che la possibilità di avere un commissario potrebbe essere da valutare fino in fondo, perché ci darebbe operatività. Oggi quei territori hanno bisogno di operatività, perché penso che i tanti danni da recuperare li si debbano recuperare in tempi celeri e forse avere procedure snelle ci permetterebbe di essere incisivi.